Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, benvenuti a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, siamo su Radio Libertà. Oggi prendiamo in esame due libri, non prima di avervi fatto un piccolo resoconto di quello che sono le classifiche che vedono in testa, come prevedibile, Dan Brown con il suo ultimo romanzo, mentre si fa strada nella top 10 la vincitrice del premio Campiello, Wanda Marasco, con un romanzo che è già uscito mesi fa. Bene, vi voglio parlare di due novità librarie, arriveranno, una è già in libreria, l'altra ci arriverà presto, martedì prossimo. Due novità che mi sembrano insieme divertenti e interessanti. Quella sicuramente più divertente da cui partiamo è la nuova edizione aggiornata e rivista di quello che nelle redazioni è un grande classico, perché è sempre divertente vedere i litigi tra gli intellettuali e tra gli scrittori, ma non i litigi normali che si fermano a livello dialettico, i litigi quelli che poi arrivano alle estreme conseguenze, cioè alle mani. Bene, Giulio Passerini, che peraltro è l'ufficio stampa e anche un importante editor delle edizioni EO, che in questi anni hanno avuto un grandissimo successo, è l'autore di questo libro per un'altra casa editrice, che è la Italo Svevo, piccola ma combattiva, fa dei bellissimi libri, e appunto la sua è una nuova edizione di Inimicizie letterarie, aggiornata fino ai nostri giorni, quindi diciamo ha numerose pagine in più rispetto all'edizione precedente. Ma iniziamo con i cattivi, quelli che hanno il record di cattiverie. Il record dei cattiverie probabilmente potrebbe spettare a Vladimir Nabokov, che è l'autore di Lolita. Infatti adesso vi leggerò un piccolo florilegio delle sue garbate, tra molte virgolette, opinioni. Ad esempio, disse di Ezra Pound, un autore disgustoso di pretenziosi nonsense. Brecht, Faulkner e Camus, tutti insieme, disse: bah, semplicemente per me non esistono, i loro nomi sono seppelliti in un cimitero vuoto. Hemingway, lo lessi per la prima volta all'inizio degli anni 40, qualcosa che parlava di campane, coglioni e tori, che è un modo poco elegante di stroncare uno dei più grandi capolavori di Hemingway, Fiesta, e poi Per chi suona la campana, ovviamente. Sono solo esempi, perché ne ha massacrato anche, non so, Borges, Bello, Eliot, però misteriosamente quell'autore che gli faceva proprio saltare i nervi non era un suo contemporaneo, perché era Dostoevskij, che peraltro, essendo morto da tempo, non aveva la facoltà di difendersi dalle sue stoccate. Sentite questa, detta di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. La mancanza di gusto di Dostoevskij, il suo monotono trattare di personaggi sofferenti di complessi pre-freudiani, il suo modo di disguazzare nelle tragiche sventure dell'umana dignità, ecco, tutto ciò è difficile da imitare. Praticamente oggi sarebbe accusato di diffamazione, probabilmente. Poi c'è stata una vera battaglia verbale, qui andiamo più avanti negli anni 90, tra David Foster Wallace, che è l'autore della Scopa del Sistema e di Infinite Jest, e Bret Easton Ellis, che invece è l'autore
di American Psycho, che è il suo libro più famoso. Beh, diciamo che non è che andassero proprio d'accordo. Foster Wallace disse del nostro Bret Easton Ellis: asseconda spudoratamente il sadismo del pubblico, ma alla fine è chiaro che l'oggetto reale del sadismo è il lettore stesso. Invece Ellis disse di Foster Wallace: lo scrittore, un attimo che lo prendo, lo scrittore più sopravvalutato della nostra generazione. Poi, quando morì David Foster Wallace, che si suicidò, Bret Easton Ellis ebbe il fegato di fare un tweet di questo tenore: David Foster Wallace possedeva una tale pretenziosità letteraria da farmi vergognare di appartenere alla stessa industria editoriale. D'altronde Bret Easton Ellis aveva festeggiato anche la morte di Challenger. Grazie a Dio è finalmente morto. Aspetto questo fottuto giorno da sempre, stasera festa. Poi naturalmente gli dissero tutti quanti: ma sei scemo? E poi non potevi dirlo il giorno prima che morisse in modo che ti potesse rispondere. Ma niente, qui Bret Easton Ellis fece un'arrampicata sugli specchi, e che festeggiava in realtà la liberazione di Salinger dall'assalto mediatico che Salinger stesso odiava e che aveva raggiunto suo malgrado con il successo mondiale del giovane Holden. Una spiegazione che sembra un po' scricchiolare. In effetti, diciamo, andò così che Salinger ebbe un successo incredibile con il giovane Holden. Lui era molto riservato, molto ritroso, andò a vivere in una località poco raggiungibile, però dopo un po' tutti, insomma, le voci girano e molti scoprirono dove viveva e si presentarono ai suoi cancelli, cosa che lo mandava letteralmente in bestia. Però non mi sembra a occhio che Bret Easton Ellis intendesse tutto questo. Poi passiamo adesso alle cose serie, cioè al sangue e alle risse. Prima però, ecco, c'è anche forse l'antefatto, il modello di questi scontri è di D'Annunzio, che incrociò la spada con Filippo Tommaso Marinetti. D'Annunzio aveva la lingua lunga e disse di Marinetti che era un cretino fosforescente, alludendo ovviamente al futurismo, e Marinetti invece disse di D'Annunzio che era la Monte Carlo di tutte le letterature, cioè Monte Carlo, sapete, è sede di un casino e insomma si voleva dire che era un venduto in sostanza. Poi c'è uno scontro tra Ungaretti e Bontempelli, e Bontempelli, c'è una rivalità legata a una rivista e sui giornali uscirono delle stoccatine l'uno contro l'altro, spesso riportate, però poi alla fine si passò alle maniere forti, perché i due si incontrarono in uno storico caffè di Roma che è il Caffè Aranio e si schiaffeggiarono e chiusero in bellezza con un duello alla spada nel giardino della villa in via Nomentana di Luigi Pirandello, peraltro. C'erano una marea di gente, pubblico, giornalisti, è stato un evento pubblico, anche nonostante i duelli fossero vietati, e niente, vinse Bontempelli, che era un ottimo tiratore di scherma e che ferì 3 volte al braccio Ungaretti, al che fu posto fine
all'incontro, anche se l'inimicizia andò avanti, fu una specie di pace armata. C'è poi la scazzottata invece più famosa della storia della letteratura, è quella tra Mario Vargas Llosa, premio Nobel, e Gabriel García Márquez, credo premio Nobel anche lui, nel 76. Mario Vargas Llosa era uno scrittore già di successo, lui è peruviano, poi ha abitato però per gran parte della vita in Spagna, e è partito diciamo, come autore socialisteggiante di idee, e poi però ben presto ha sposato, diciamo, il liberalismo. García Márquez invece era un fan di Fidel Castro, e lo è sempre stato. Però il duello, il confronto, la scazzottata non avvenne per motivi politici, c'era di mezzo una donna, anche se non è mai stata chiarita la questione. Comunque era una vicenda di corna, di coppie, di scambi forse, ma alla fine insomma finì con Mario Vargas Llosa che perse la testa e riempì di botte García Márquez. C'è una foto famosissima di García Márquez che se la ride, però con un occhio nero e gonfio, che è quello che gli ha appena colpito Vargas Llosa. Ma sì, insomma, forse questa è la storia più violenta che abbiamo. Verbalmente no, verbalmente lo scontro Guglielminetti Pitti Grilli, quello più. Pitti Grilli, sapete, era uno scrittore di grande successo, poi è stato travolto da 1000 polemiche perché era un confidente dell'Ovra, poi si è messo in discussione anche questo fatto. E Guglielminetti invece era un letterato che aveva una rivista molto influente, una letterata, scusate, che aveva una rivista molto influente. Pitti Grilli sulla rivista. Noi che siamo assidui lettori di quella rivista, Vista e Rivista, ci siamo comperati un leggio isolante di ebanite per poter leggere senza distogliere le mani degli amuleti a guida interna le belle inedite novelle ivi contenute, ma la potenza malefica deve essere catastrofica, poiché a lettura finita ci siamo trovati con gli amuleti rotti, e chissà che gli amuleti non fossero altro. Guglielminetti su Pitti Grilli. Prima di parlare di Pitti Grilli è bene toccare i ciondoli, o se si vuole i Pitti Grilli, che è un modo divertente di dare del coglione, scusate, a Pitti Grilli. Finì in tribunale però tutti e due ne ebbero la vita distrutta perché poi dopo quella causa non si ripresero. Manca una scazzottata famosissima nelle redazioni giornalistiche italiane, posso raccontarla perché è uscita sui giornali anni fa, ovvero Michele Mari, scrittore estremamente valido, si offese per una recensione, a suo dire, prevenuta di quello che allora era un importante critico della terza pagina del Corriere e di 7 del Corriere della Sera, Antonio Dorrico. Niente, Michele Mari prese su, si presentò alla redazione di Via Solferino, chiese di Dorrico e gli saltò addosso. Finì appunto a pugni. Adesso facciamo una pausa, ci ascoltiamo un classicone dei Deep Purple che è Perfect Strangers, e non è la loro canzone più famosa, ma è la più bella, e torniamo dopo con un libro totalmente diverso.
oceans I have known. Oh, and cold spirits of ice. All my life, I am the echo of your Bentornati alla seconda parte di Alte Tirature. Qui parliamo invece di un libro di Walter Siti. Walter Siti, sapete, è un professore di letteratura italiana alla Normale di Pisa, adesso in pensione. È famoso soprattutto per gli studi su Pierpaolo Pasolini, ha curato l'opera Omnia di Pasolini nei Meridiani, ne ha scritto per 50 anni, adesso dice che non ne può più e che non scriverà mai più niente, neanche una riga su il suo autore prediletto, che ha potuto anche conoscere, e si laureò con una tesi su Pasolini che fu letta da Pasolini stesso. Ha anche un'attività di romanziere ed è un romanziere molto importante, soprattutto però per i primi titoli, Scuola di nudo, fino diciamo a Troppi paradisi. È stato lo scrittore che forse ha messo in luce in maniera più convincente due fenomeni tipici degli anni 90, 2000 e anche oltre in realtà. Il primo è in sostanza che ha rovesciato un po' la previsione, la profezia di Pasolini, cioè Pasolini disse che i ragazzi di borgata, i ragazzi del sottoproletariato sarebbero diventati culturalmente succubi della grande borghesia, dei figli della grande borghesia. Secondo Siti è avvenuto esattamente l'opposto, cioè sono i figli della grande borghesia che, come dire, si ispirano nel look, negli atteggiamenti, negli stili di vita ai ragazzi delle borgate. E io credo che questa sia una visione corretta. Poi ci ho fatto vedere anche le contraddizioni dell'immigrazione, facendo vedere che in realtà alcune comunità di stranieri sono quelle che chiedono maggiormente sicurezza e protezione, con il rischio poi che se non li si accontenta passano direttamente alla pratica, cioè ci pensano loro. Qui soprattutto sono le comunità, credo, di slavi, insomma, che Siti potrebbe avere in mente. Comunque il libro che parla di queste cose si intitola Tutti ne parlano, ma quello che lo mette più a fuoco è Il contagio, che è un bellissimo romanzo. Poi c'è un altro sono altri due in realtà bellissimi romanzi. Uno è Scuola di nudo, che racconta le sue esperienze omosessuali e ha come protagonista un professore come era Siti. Forse ancora più attuale però è Troppi paradisi, che è invece un romanzo, diciamo, sulla potenza della televisione nell'imporre modelli e stili di vita. È molto efficace e secondo me, è uno dei romanzi italiani che bisogna leggere, insomma, parlo di romanzi di contemporanei, così come bisogna leggere i romanzi di Michele Mari che abbiamo citato nella sezione precedente. Comunque adesso Walter Siti ha scritto un saggio e la prima notizia è che è un saggio per la Silvio Berlusconi Editore. Ora Siti ha delle posizioni di sinistra molto molto ragionevoli, molto molto dialoganti. Era un sessantottino, ma diciamo che ha un'apertura mentale che molti suoi compagni di strada non hanno mai avuto, per cui si confronta tranquillamente con chiunque, con tutti, e tiene da conto anche le posizioni altrui, che potrebbero essere giuste, almeno in qualche cosa. Qui abbiamo un saggio che si intitola La fuga immobile, è una citazione da Montale. La fuga immobile sarebbe, diciamo, l'atteggiamento principale
della generazione Z, che è l'oggetto del saggio. La generazione Z, innanzitutto chiariamo, è la generazione di coloro che sono nati tra il 1996-97 e il 2011-12. Poi ci sarebbe un'ulteriore piccola scissione per chi è nato prima del 2007 e dopo il 2007, ma adesso non addentriamoci in cose che poi, diciamo, appartengono solo alla sociologia. La generazione Z è quella che è nata, diciamo, non è solo nativa digitale, qui c'è la prima cosa interessante del saggio, è anche nativa politicamente corretta. Lui dice nativa nella cancellazione, nella cultura della cancellazione, cioè per i ventenne di oggi è assolutamente normale che, cioè, che alcune parole siano ritenute offensive, magari non arriva fino alla richiesta di cancellarle dai libri, però diciamo, c'è bisogno di spiegargli perché negro potrebbe offendere una persona di colore. E così come diciamo, ha fatto questa generazione ha in sé già i, diciamo, una forte inclusività dal punto di vista non solo razziale, come abbiamo detto, razze per loro non esistono, neanche per noi scientificamente così, e anche se ovviamente la parola razza invece esiste storicamente e significa qualcosa, ma in ogni caso adesso non è questo l'oggetto della discussione. I nati, i ventenni non discriminano dal punto di vista appunto della razza, e neppure, e qui forse diciamo più importante nel libro, non discriminano a seconda degli orientamenti sessuali. Bene, altre caratteristiche di questa generazione sono che sono nati in sostanza, però non è che siano proprio nati, cioè hanno vissuto in prima persona da molto giovani le trasformazioni della tecnologia e quelle politico-sociali legate allo sviluppo della tecnologia, cioè sono quelli che hanno vissuto sulla propria pelle il passaggio del capitalismo a capitalismo della sorveglianza. Cos'è il capitalismo della sorveglianza? È, diciamo, la convergenza tra aziende private e agenzie di Stato in nome della sicurezza, cioè ovviamente in cambio della libertà, ovvero le aziende private analizzano un'enorme mole di dati, i cosiddetti big data, ne traggono delle analisi predittive su cosa potrebbe succedere e su cosa potrebbe fare addirittura la singola persona, e vendono questi dati o condividono questi dati con le agenzie di intelligence, ad esempio. È un passaggio epocale, perché presuppone un controllo quasi integrale della nostra vita, che avviene poi attraverso vari strumenti. Quando, non so, quando poi ci fu una causa famosa perché una ditta televisiva aveva messo alcuni pixel dentro i suoi schermi, una ditta che produceva televisori famosissima, aveva messo dei pixel dentro i suoi schermi che permettevano di capire che programma stesse guardando uno. Ci sono dei televisori che ti ascoltano e che registrano tutto quello che dici. Ci sono delle cause anche in corso su cui sono cose provate. Insomma, questi ragazzi che poi sono stati chiusi in casa proprio nell'adolescenza, magari durante la pandemia, sono abituati già, sanno già che questo mondo della sorveglianza esiste, mentre per noi è stata una progressiva scoperta. Loro questo cambiamento invece l'hanno vissuto di più sulla propria pelle. Ovviamente adesso riguarda tutti, ma cosa ci dice Walter City? Walter City ci dice che queste analisi in fondo sono corrette, che questa generazione, diciamo, è abituata a confrontarsi con la realtà attraverso gli strumenti tecnologici, che
qualcuno, diciamo, a causa di di questa mediazione tecnologica, diventa fragile e insicuro, però dice Siti, in fin dei conti, non chiedono di essere salvati da noi, tantomeno che noi, cioè chi è più vecchio di loro, i loro genitori o i loro nonni, non hanno saputo salvare se stessi. Ma qui si potrebbe estendere il desiderio, scusate, questo, questo tema si potrebbe estendere all'infinito, nel senso che probabilmente nessuna generazione è stata in grado di salvarsi. Tutte hanno visto o vissuto la guerra, tutte, io non credo nell'anima che fa dei grandi progressi. I progressi possono esserci, ma sono sempre in discussione, sono sempre momentanei. Non credo che ci siano generazioni che hanno appreso di più e quindi sono più sicure, o che ci siano generazioni che hanno vissuto la realtà in modo diverso e allora sono più fragili. Io penso che l'animo umano sia sempre uguale, non credo nel progresso. Credo che tra me e un uomo delle caverne la differenza sia minima. Noi conosciamo più cose, abbiamo appreso più cose, abbiamo una tecnologia superiore, ma il nostro cervello è fatto ancora come quello dell'uomo delle caverne. Questo non vuol dire che non si possano limitare le manifestazioni animalesche più estreme. No, forse possibile, però è come dire, una conquista sempre incerta. Possiamo sempre regredire in un istante. Noi tutti sappiamo che la guerra è orrore e tragedia e che normalmente è la premessa per un'altra guerra. Nonostante ciò, vedete che il Mediterraneo e il cuore dell'Europa sono occupati da una guerra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'uomo è sempre mosso dalle stesse emozioni. E per cui io alla fine non credo neanche nella tesi principale di Siti, che per quanto sia molto sfumata, non credo nella fragilità della generazione Z. Io ho un figlio che appartiene alla generazione Z e semplicemente avendo conosciuto subito questo mondo della sorveglianza, sono più sfuggenti forse, o sono più, come dire, mi va bene stare fuori dai giochi all'apparenza, per poi realizzare quello che voglio in tranquillità. Penso che sia questo l'atteggiamento prevalente. Poi c'è da dire un'altra cosa, che il mondo del politicamente corretto riguarda soltanto una fascia minima della popolazione di ragazzini, perché, come dire, riguarda gli atenei e riguarda i figli della borghesia più agiata. Se tu ti allontani dal centro storico, ti rendi subito conto che il politicamente corretto o non è nemmeno conosciuto, oppure diciamo le comunità prendono dal politicamente corretto solo quello che gli conviene, che possono spendere immediatamente nella diatriba e nel dibattito politico e con lo Stato. Cioè, per esempio, non so, se voi andate nelle comunità che qui a Milano noi lavoriamo vicino a Viale Jenner, che è una zona, diciamo, popolata da immigrati cinesi e islamici. Potete vedere tranquillamente che il vittimismo del politicamente corretto viene accettato e sfruttato, ma ad esempio come vanno in giro vestite le donne, cioè coperte dal velo, se non integralmente, possiamo vedere che probabilmente la parità dei sessi non è nemmeno contemplata. Non voglio calunniare un'intera comunità, ovviamente, però mi sembra di poter dire che la cronaca ci insegna questo. Non sono le notti di Capodanno in cui le ragazze non possono attraversare Piazza del Duomo senza essere molestate. E sono discorsi un po' duri, però vanno anche fatti. Quindi diciamo queste comunità spesso non conoscono nemmeno, questi ragazzi non conoscono nemmeno il politicamente corretto. Per cui credo che come dire, l'analisi comunque interessantissima di
di siti riguardi in realtà il mondo che Siti conosce, ovvero il mondo appunto degli atenei universitari. Lui conosce anche le borgate, però diciamo che forse ha meno contatti con ragazzi di questa generazione, la generazione Z. E qui chiudo, vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.